Realizzata nel 1936, la batteria Faldi nel territorio di Capitana era un vero e proprio gioiello dell'architettura militare. Andiamo a scoprirlo. In questo compendio sopravvivono i ruderi del villaggio dei pescatori che animavano una vecchia tonnara e sulla quale durante il secondo conflitto mondiale è stata installata la batteria antinave Carlo Faldi, trasformata poi in una colonia marina nel periodo post-bellico e in seguito lasciata in totale stato di abbandono. È una zona che presenta importanti preesistenze storiche ed è nettamente divisa dalla strada litoranea in due subcompendi, l'area archeologica del Nuraghediana nella parte a monte e i resti della Torre del Mortorio e della batteria antinave Carlo Faldi nel versante a mare. Sono anche presenti in questo complesso ampie superfici coperte da formazioni di macchia mediterranea evoluta, con numerose specie tutelate e di elevato pregio naturalistico. Una zona, quella della batteria antinave Carlo Faldi, che si estende per circa 7 ettari di macchia mediterranea, sotto i quali si dipanano cunicoli e gallerie dotate anche di riservette, un'opera realizzata a partire dal 1930 e utilizzata abbondantemente durante la Seconda Guerra Mondiale e che oggi è stata fortemente vandalizzata. Più a monte della batteria Faldi troviamo invece un'altra vecchia postazione che viene però chiamata Nuraghediana, un antico insediamento nuragico che risale a parecchi millenni fa. Andiamo a scoprirlo. L'area archeologica del Nuraghediana, di tipo complesso, è costituita da un atollo somastio principale da 2 torri minori, collegate tra di loro da una cortina muraria che conferisce al complesso una forma triangolare. Al centro, tra le torri, troviamo ben conservato un cortile a cielo aperto di forma quadrangolare che misura 5 metri di altezza e che dà accesso ai vari ambienti interni. L'ingresso del nuraghe è stato realizzato con massi ciclopici di notevole peso, che lo rendono tipico e somigliante ad un ingresso dolmenico. Dal corridoio in cui sono presenti 2 grandi nicchie, ricavate nello spessore murario, si accede al cortile a cielo aperto, in cui sono presenti gli accessi alle torri e alla ripida scala intramuraria che portava ai piani superiori. Quest'area è stata oggetto di importanti interventi e danneggiamenti del periodo bellico, con la realizzazione tra l'altro di una scala esterna e della postazione osservatorio sulla sommità del mastio. Pur sempre un'opera importante che si attesta a 3 nuraghi di tipo complesso trilobato, meglio conservati nel territorio quartese. I materiali rinvenuti finora documentano una fase nuragica del bronzo recente e una fase di occupazione in età romana e repubblicana, tra il secondo ed il primo secolo a.C. I tombaroli, che hanno realizzato con alto rischio dei tunnel all'interno della struttura, erano spinti dalla ricerca di un tesoro lasciato all'interno del nuraghe da un leggendario pirata che, secondo i racconti dei quartesi, aveva scelto questa costa come approdo. Si trattava del pirata Capitana. E sempre nel territorio di Quartu, a dominare la baia di Capitana, troviamo una vecchia pizzeria, il ristorante pizzeria denominato Su Nuraghe, che tradotto indica il nuraghe. Era presente un antico nuraghe, ma guardate lo stato di degrado e di abbandono che affligge questo sito, che poi divenne anch'esso, al pari della batteria Faldi, una vecchia stazione antinave e antiaerea.